Giuseppe Costantini del 1930, è accessibile a tutti perché lo trovate sul portale riviste, non era certo un posto pacifico in le diverse compagini comunali e sovracomunali lottavano tra loro, e in mezzo a questa lotta tra diverse compagini naturalmente c'era il cosiddetto conflitto tra i Guelfi e i Ghibellini, che dunque era un riflesso di un conflitto più ampio per diciamo, la superiorità sul potere temporale tra il Papa e l'imperatore, per farla molto semplice. Quindi era una serie di problemi politici che si mettevano tutti insieme, non indifferente, e dunque è naturale che diverse famiglie, soprattutto famiglie facentose, ricordiamoci che la Firenze dell'epoca dal punto di vista economico è la culla di quello che viene chiamato il proto-capitalismo, cioè lo sviluppo di banche, lo sviluppo di industrie redditizie, lo sviluppo anche di l'uso di un commercio di capitali europei, rendeva queste famiglie naturalmente difficili. Il Friuli era un luogo estremamente interessante in cui questi expats, come si direbbe in inglese adesso, quindi questi rifugiati di lusso, questi emigranti di lusso, potevano rifugiarsi. Perché il Friuli era un luogo così interessante? Uno, perché all'epoca il patriarcato era un luogo legato più che all'Italia, un luogo legato al Sacro Romano Impero, quindi era un luogo legato più a ciò che succedeva oltralpe nel mondo di lingua tedesca che al mondo italiano, al mondo di lingua latina. Tant'è che appunto all'epoca, parliamo di XIII secolo, i toscani si rifugiarono in Friuli per circa un secolo a partire dalla fine del XIII secolo, perché parlo di XIII e del XIV secolo. Accanto alla lingua friulana è naturalmente il latino, che era la lingua di tutti, ne parleremo bene anche rispetto alle prime formazioni di Dante. La lingua alfa in Friuli era il patriarcato era tedesco, perché naturalmente i patriarchi e tutta la sua corte venivano dal Tasco, venivano dalle zone della Baviera o anche da più lontano, ed erano nominati direttamente dall'imperatore del Sacro Romano Impero, che era appunto un tedesco. Ma un po' di studi di storia fanno sicuramente ricordare questi dettagli, solo che di solito non ci si concentra su quale fosse un po' la politica interna del patriarcato di Aquilano. Quindi questo era un luogo che per questi toscani era molto altro rispetto ad altre zone d'Italia dove forse le lotte che vivevano a casa propria avrebbero potuto avere delle ripercussioni. In secondo luogo ci sono dei motivi economici che portano i toscani a venire nel patriarcato di Aquileia, e cioè un sistema feudale ancora molto ben conservatore, diciamo, molto diverso da altre zone d'Italia dove nel frattempo si erano sviluppate esperienze comunali, pensiamo sia ai comuni del nord Italia, in Lombardia e in altre zone, sia alle esperienze comunali della Toscana. E in Friuli invece non c'era niente di tutto questo, c'erano grossi feudatari che continuavano a vivere secondo un modello feudale piuttosto rigido. Ma questi feudatari avevano denaro, per cui erano molto ben disposti a fare quello che noi oggi chiameremo affittare i propri feudi. Quindi che cosa facevano? Molto semplicemente, in cambio di contanti, e questi toscani che avevano sviluppato il proprio capitalismo a Firenze e in altre zone di contanti ne avevano, ma il problema era il resto, per cui questi venivano e si facevano affittare i feudi. E poi ti direte, ma che cosa viene veniva dall'affittare i feudi? Sui feudi si raccolgono le tasse. Quindi se io affitto un feudo per un certo tot tempo, è vero che do immediatamente una somma di denaro al feudatario, ma allo stesso tempo il feudatario mi lascia questo feudo, facciamo per 10-15 anni, ora non è una questione, io per 10-15 anni mi scuoto le tasse, e quindi è un'operazione finanziaria molto interessante per accumulare altro denaro. Ecco, all'interno di questa cornice noi dobbiamo capire se tra questi rifugiati di lusso ci potesse essere anche Dante. E la domanda, come dicevo prima, è abbastanza legittima. Noi sappiamo, per esempio, e qua cito un articolo sulle cure su Cividale, sulle famiglie toscane, noi sappiamo per esempio che lui è
in questa zona tra il 1302 e il 1318. Ci sono testimonianze, più che altro leggende, che dicono che fu ospite della corte patriarcale. Leggenda vuole che appunto fu a Udine, dove di fatto sedeva la corte patriarcale, ma una leggenda ancora più interessante, ed è per questo che ho usato anche il termine Venezia Giulia, per quanto anche storico, da un punto di vista prettamente storico, perché quella volta non esisteva la Venezia Giulia come concetto, che è un concetto ben più tardo del secolo. Sembra che fosse anche nella Valle del Risorso, che sia stato anche nella Valle del Risorso. Tant'è che vi è una testimonianza di una grotta tuttora chiamata Dantovna Jama in lingua slovena. La cosa ovviamente che turba un po' è pensare che appunto Dante si sia spinto così lontano, ovviamente, ai margini un po' del dominio patriarcale, e che soprattutto questa memoria dantesca sia rimasta in una lingua che non è latina, quindi all'interno di una tradizione slovena. Ci sono diversi studiosi che dicono a maggior ragione perché questa cosa l'hanno registrata dei non parlanti una lingua latina, è una testimonianza forte, altri dicono è stata alimentata la leggenda in questa maniera. È suggestivo pensare che alcune immagini anche infernali possano essere legate al territorio carsico che nella valle del Risonzo sta, e ben mostra un po' questi paesaggi infernali che è un territorio carsico come quello della valle del Risonzo, che sono in questi momenti. Sempre secondo la leggenda, ed è sempre Costantini che la riporta, lui riporta che Giuseppe Malatesta Vallata, che appunto si occupava anche di queste zone, la Valcellina naturalmente, lui sosteneva attraverso dei riferimenti testuali all'interno di Dante che forse Dante si è di Valcellina. Ora, qui noi siamo nei pieni termini appunto della leggenda, magari è passato anche per Dice, possiamo dirlo tranquillamente, se è stato in Valcellina magari è stato anche qui, però visto che di leggende parliamo, divertiamoci un po' e andiamo a sentire un altro po' di musica. Questo era il primo piano, il piano fisico. Dante è stato in Friuli, la risposta è
el colín caerá como formigas. Perdi una muerte lascerà il tempo silenzia. Perdi una muerte lascerà il verdi. Per la musica, per l'accompagnamento musicale, questa naturalmente è una provocazione, perché come scopriremo dopo Dante non aveva un gran pensare della lingua friulana, pensava fosse molto antimusicale e naturalmente noi oggi faremo un grande San Parnassio, quindi andremo dal basso verso l'alto, finiremo la giornata leggendo una traduzione di Dante in friulano e probabilmente Dante non ne sarebbe molto contento. Questa è quindi una netta provocazione che vogliamo fare, naturalmente anche con la musica, provocare un po' i morti, sempre divertente. Scusate se sono irriverente. Se dunque la risposta rispetto alla presenza fisica di Dante in Friuli è uno sì nel senso che è possibilissimo. Sappiamo benissimo che Dante ha girovagato esule dalla sua città per molti anni, è morto a Ravenna, sappiamo che è stato nel nord-est, è possibilissimo, non c'è alcun dubbio che lui possa aver raggiunto le nostre terre, soprattutto Udine, pensiamo alla corte patriarcale, però non abbiamo testimonianze che ci dicano Dante era qui da questo giorno a questo giorno, ha fatto questo, ha fatto questo. Quindi è una suggestione assolutamente giustificabile, magari verrà fuori qualche documento che lo troverà e non sorprenderà se eventualmente succedesse. Quindi a questa domanda diamo una risposta un po' ambigua. Alla domanda se i friulani dell'epoca conoscessero Dante, la risposta è assolutamente sì. In realtà noi dobbiamo innanzitutto pensare alla presenza toscana, tornando alle famiglie toscane di cui parlavamo prima in Friuli, per pensare anche all'arrivo della cultura toscana in Friuli. Non è un caso che nei secoli in cui i toscani iniziano ad arrivare alla spicciolata di Friuli, parlato di più o meno un secolo, dalla fine del XIII, soprattutto fino alla fine del XIV, ma poi alla spicciolata continuarono ad arrivare nel tempo, noi dobbiamo pensare che questo corrisponde anche a un momento in cui politicamente il patriarcato inizia ad orientarsi più che verso l'Oltralpe, inizia ad orientarsi verso invece l'Italia, quindi verso il Veneto, verso poi tutta la grande pianura padana che porta naturalmente fino alla Toscana. Questo è un grosso riorientamento politico, possiamo dire geopolitico all'epoca, naturalmente gli spazi erano molto più difficili da percorrere, quindi gli spazi politici anche erano più difficili da percorrere e questo riorientamento geopolitico porta naturalmente anche delle conseguenze culturali. Le conseguenze culturali sono che dal XIV-XV secolo anche all'interno appunto delle opere scritte da dotti friulani che a partire nel 300 e nel 400 avevano usato anche il friulano come lingua di cancelleria, oltre che per alcune testimonianze letterarie, vediamo l'emergere di forme cosiddette tosco-venete, toscano-venete, quindi vediamo la lingua italiana nella sua forma ancora un po' primordiale, una lingua con queste due influenze, Tosco-Veneto, Venezia è importante, le città della Toscana sono importanti, inizia a diffondersi nella letteratura, ci sono molti toscani in Friuli, molte famiglie, si parla di decine, se non centinaia, secondo alcuni autori. Ricordo anche che l'ultimo doge di Venezia, facciamo un po' un flash forward nel tempo, Manin, in realtà era della famiglia Manino o Manini, giunti a quest'epoca nel XIV-XV secolo in Friuli e poi si sono comprati un feudo, sono diventati nobili veneti dopo la conquista veneta del patriarcato a partire dal 1420, diventati importanti famiglie del Senato Veneto e hanno anche provato dei doti, ma questi erano toscani, quindi non pensiamo a un mondo cristallizzato
dove le persone non si muovevano, non si insediavano. Per cui assieme a questi toscani piano piano c'è un riorientamento geopolitico del patriarcato, comunque c'è anche un riorientamento culturale, e Dante, noi sappiamo per certo, era letto grazie alla campana del Duomo di Genova, molto interessante come testimonianza artistica. Questa campana, fusa nel 1425, noi siamo sicuri di questa data, riporta una personalità in lingua toscana, nell'originale diciamo dantesco, e questo è diciamo, la più antica testimonianza scritta certa che noi abbiamo della lettura, quindi della ricezione di Dante sul nostro territorio regionale. Poi sappiamo anche che, e qui si apre il grande capitolo dei manoscritti danteschi, che nel 1466 Niccolò Claricini, in Toscana, fece una copia della Divina Commedia e la postillò. E noi abbiamo questo manoscritto. Poco dopo vi è anche la notizia di altri 4 codici danteschi contenuti in biblioteche private di famiglie ricche, e quello della Guarneriana, probabilmente portato da un teologo che un uomo importante della Chiesa, che se lo porta probabilmente da Roma, di San Daniele naturalmente la Guarneriana, una bella biblioteca contenente molti manoscritti antichi, consiglio a chi non l'avesse vista, io non l'ho mai vista, di andare a dare un occhio, che contiene peraltro la Guarneriana anche la più antica versione latina dell'Inferno, e questo è l'elemento sorprendente di cui parlavo io prima. In Friuli c'è anche una delle la più antica traduzione in latino della Divina Commedia. Questa naturalmente è un'operazione interessante. Il latino era naturalmente l'inglese del tempo, dunque far circolare la Divina Commedia al di fuori del mondo di lingua latina, quindi al di fuori di paesi che adesso corrispondono al territorio dell'Italia, della Francia, della Spagna, era necessario tradurlo in latino affinché potesse circolare anche in altri paesi, una volta erano tutti cattolici, del nord Europa, dove la versione latina era un ottimo strumento per far leggere Dante. Peraltro questi manoscritti di cui parlo al momento sono tutti in mostra al Museo Archeologico Nazionale di Cividale. Dal 19 settembre mi pare fino a metà novembre, sono stato a Cividale recentemente, purtroppo non sono potuto vedere la mostra, avrei voluto farlo, ma sarebbe bello appunto che ci andassimo in tanto dall'occhio, sempre celebrazioni per l'anno d'Andretta naturalmente. Abbiamo anche delle testimonianze poi pittoriche, abbastanza certamente legate alla lettura di Dante. Qua da noi, nell'atrio della Basilica Abbaziale di Benedettini di Sesta Regina, ci sono 2 grandi affreschi che rappresentano il paradiso e l'inferno, ed è chiaro per il contenuto che derivano dalla lettura di Dante, o forse un riassunto di un qualche tipo di manuale legato alla Divina Commedia. E un altro affresco che viene attribuita un po' la patina dei richiami a Dante è del 1515 nella chiesetta di San Filippo e Giacomo di Valvasone, quindi sempre nel territorio della provincia di Pordenone, chiese, luoghi sacri che si possono tranquillamente visitare, se qualcuno volesse andare a vedere e cercare di capire se effettivamente sono derivati da una lettura dantesca o meno, è una cosa perfettamente possibile. Queste testimonianze dunque mostrano che soprattutto grazie a queste famiglie toscane la conoscenza della lettura di Dante arriva nel territorio del patriarcato, è una conoscenza, una lettura attenta e che evidentemente ha degli effetti anche popolari, se una campana del 1425 riporta queste cartine. Naturalmente con popolare intendo dello strato più basso della popolazione, però evidentemente all'interno del circolo degli acculturati Dante era letto, e all'interno anche dei circoli che commissionavano le campane per le chiese, quindi quella naturalmente della chiesa, che era per eccellenza il luogo degli acculturati, Dante era apprezzato. Adesso io, prima di lasciare un'altra canzone del gruppo,
Vi ricordo che naturalmente il prossimo step della nostra mattinata è il piano della lingua, quindi in Friuli era conosciuto Dante? Sì. Dante conosceva il Friuli? La risposta la scopriremo dopo. Hasta mañana, Magnolia, ya perdoni per mano, anche di posti per finire la collega, e sono gli schiari Magnolia, vade sull'ultimo schiari, state tutte le cose del mio. Conosco Magnolia, si quelli le stelle preghiere, sarà le stelle preghiere, mi sta in casa a fare la po', che ci porto la silenzina. Rosa Maria, Marco, che sta in casa a fare la po', che ci porto la silenzina, la Rosa Maria, Marco.
loro hanno tradotto in friulano, e questo è interessante rispetto a quello che andrò a dire a breve, però vi lascerei cominciare le prime. Sì, cioè, noi siamo in realtà preparati anche per le cose bene. La prima canzone l'abbiamo dedicata proprio, l'abbiamo fatta appositamente per questa giornata qua, e abbiamo detto cerchiamo di fare un po' delle cose da culturali, proviamoci, e abbiamo preso il primo libro di poesie di Pasolini, si chiama Poesia Casassa. Pasolini è un autore che lui ha sempre tenuto una certa distanza, e il libro Poesia Casassa è il primo libro di friulano, pubblicato a Bologna durante la e questa poesia ci è piaciuta molto perché ci ricordava una parte intanto di cioè la prima lettura sembrava una canzone di Chiesa che abbiamo ricordato, e poi ci sembrava un'altra canzone questa cosa qua è stata stravagante perché abbiamo modificato questo canto di Chiesa con una memoria che ci ricorda l'ultima canzone che è stata fatta, la canzone che è stata fatta per la morte di Pasolini da parte della Marini, che parla proprio della morte di Pasolini, abbiamo rubato da entrambe le cose, e ci sembrava strano questo piano religioso nella poesia Pasolini. La seconda canzone invece l'abbiamo presa da un altro grande gruppo che ha ripreso la canzone friulana, dicendo un po' dello stereotipo Pane Salam oppure il friulano Salomon, la dura rossa, questo qua, no? La del gruppo, queste cose qui. Invece ci chiama il Popolare Sam, che era un gruppo di canto che aveva ripreso la tradizione della musica popolare negli anni 75, proprio la musica di lotta in qualche modo, comunque la musica o la poesia che parlasse di temi che non fossero l'ascoltata gloria quotidiana. Questo qua invece era appunto la Sinisina, che era una canzone siciliana, una Nina Nanna, che l'abbiamo ricordata, questo l'abbiamo fatto che stavamo recentemente nell'Alta Garde, e l'ultimo pezzo che faremo, che vi presentiamo, è incredibile, abbiamo voluto andare a vedere se fosse effettivamente così. È una bibliotta, è l'unica bibliotta friulana di lotta sociale, che si chiama Tutto il mondo dei sorelli, probabilmente la significa, che parla proprio di lotta contro i padroni, che è per i friulani qualche cosa di assolutamente stranissimo a pensare a ora. Invece se si va a fare il tempo indietro si vede un'altra cosa. Ma molto spesso queste musiche qua vengono poi da influenza alta, principalmente sulle libere Matabonca all'epoca, e i friulani erano, quando si dice anche a Venezia, conosciuti perché erano proprio sfaccendati e non pensava mangiare, bere, fare festa e ballare attorno al palo del maggio, e ballavano per dire le canzoni, questi balli sono friulani, questa gente qui indichiamo essere più stupido di quando sono venuti qua. Vi farei un altro applauso. Ora arriva la parte difficile, voi vedete, io non sono qui, io sono soprattutto un linguista, e arriva la parte che preferisco in qualche modo di questa mattinata. Finora abbiamo parlato in qualche modo di storia della traduzione, si direbbe in termini universitari, e un po' di storia naturalmente anche di Dante. Ora parleremo invece di linguistica, così poi arriviamo al momento clou della mattinata e facciamo arrabbiare un po' Dante con una traduzione in gaiotto del primo canto. Sicuramente non vi piacerà, non è un problema mio, a me piace molto. Diciamo che in questo momento che sono vivo comando un po' più io di lui, per cui va benissimo così. Qui vedete un sapegno, una bellissima edizione del mercatino dell'Isato di Bologna, sono riuscito a trovarle tutte e tre in momenti diversi. Se andate mai a Bologna c'è davanti alla porta, quella vicino alla stazione, ogni tanto una volta, non so se lo facciano ancora, c'è un mercatino di libri usati. Trovate tanta gente che vende i libri degli anni 70-80 con le annotazioni degli studenti, sono molto carini, interessanti, ci sono anche dei disegni abbastanza peculiari in questo libro, ecco, non proprio altissimo, ma Dante non è sempre altissimo, soprattutto nell'interno. E poi naturalmente qui abbiamo il meridiano,
con una raccolta di diverse opere, abbiamo le rime, la vita nuova se non sbaglio, e l'opera che interessa a me, il De Vulgaris Eloquentia, di cui adesso parleremo, spero per poco tempo. Io potrei brodolare per ore su questa parte, per cui voi in un certo punto mi direte di niente e termineremo la mattinata con naturalmente un uso musicale che vi è già stato anticipato. Naturalmente poi alla fine ci sarà anche la possibilità di fare domande, interventi, lanciarmi i pomodori, dire che ho sbagliato tutto e che avrei dovuto studiare di più. Quindi questo è legittimo, spero qualcuno anche lo faccia, così la prossima volta sappiamo chi mettere qui al posto mio. La domanda, dunque, abbiamo fatto 2 domande finora, adesso facciamo la terza. Dante conosceva la lingua friulana? Sì. La risposta è assolutamente sì. E ce lo dice questo bel libretto, che tanto vecchio non è, ma è un libro. È carino, perché è un libretto. Forse appunto durante i suoi viaggi nell'area. Potrebbe essere che, come abbiamo detto, sia stato in Friuli, questo è perfettamente possibile, lui l'ha conosciuta, o forse attraverso testimonianze in diretta. La lingua friulana, come dicevo prima, ha delle testimonianze, soprattutto cancelleresche, già dal 1300. Che cosa vuol dire testimonianze cancelleresche? Significa che ovviamente i burocrati dell'epoca, la pubblica amministrazione dell'epoca, scriveva soprattutto in latino. Ma accanto a cose scritte soprattutto in latino, in tutte le parti naturalmente d'Italia e non solo dell'Europa medievale abbiamo testimonianze anche nelle cosiddette lingue volgari. Questa parola sicuramente l'avete già sentita citare a scuola, e noi abbiamo le prime testimonianze della lingua friulana, sono appunto annotazioni, delle testimonianze per esempio anche giuridiche di persone che testimoniano in tribunale. Naturalmente le persone umili testimoniavano in tribunale nella lingua che parlavano tutti i giorni, e queste testimonianze potevano venire riportate nella lingua che parlavano, e da lì abbiamo le testimonianze appunto in lingua friulana, e di poco dopo anche abbiamo le prime testimonianze letterarie. Seppure il friulano letterario si sviluppa in realtà a partire dal XV secolo in poi. Le prime testimonianze sono frammentarie e dimostrano, diciamo, una grandissima volontà artistica da parte delle persone che scrivevano il friulano. Bisogna chiedersi qual è, naturalmente, come una persona scrive, qual è la sua intenzione. L'intenzione di queste persone che facevano queste annotazioni non era quella di scrivere un libro di poesie, era di fare un'annotazione, di distrarsi mentre copiava un manoscritto, perché immaginatevi voi copiare libri su libri su libri tutto il giorno, questo è un po' quello che accadeva, per distrarsi annotavano a fianco. Noi sappiamo appunto dal De Vulgaris Eloquentia che Dante conosce il friulano, e verranno fuori almeno 2 cose secondo me interessanti da questa sua conoscenza, in 2 punti. Ma dobbiamo chiederci prima che cosa sia il De Vulgaris Eloquentia. È un libro, opera meglio, in cui Dante passa in rassegna 14 volgari diversi. Ma non solo fa questo, lui in quest'opera dimostra una profondissima competenza e conoscenza della linguistica. Ovviamente dobbiamo mettere Dante nel suo tempo, è logico che non può avere le conoscenze scientifiche e linguistiche che abbiamo oggi, e aveva alcune idee un po' strane, ma altre idee molto in realtà concrete, reali. Giusto per dire alcune cose che lui detta molto bene, lui ha bene in mente la divisione delle lingue europee, tra lingue, lui mette insieme le lingue germaniche e le lingue slave, però sa che si devono parlare nel nord Europa, delle lingue che lui non capisce. Sa che ci sono le lingue romane, perché conosce gli autori provenzali, quindi del sud della Francia, sa benissimo che parlano una lingua e scrivono in una lingua che lui tutto sommato capisce. È un dotto, quindi conosceva bene anche il latino, naturalmente scrive in latino, il De Vulgaris Eloquentia. Ha una ben chiara conoscenza e capacità di capire che le lingue si evolvono, sono delle cose vive, e questo è abbastanza incredibile.
poi appunto ha un concetto molto strano rispetto al latino e al greco che lui non conosceva probabilmente. E cioè lui pensa che siano delle lingue artificiali, delle lingue che lui chiama grammatica. Sono delle lingue che delle persone hanno preso, dei grammatici hanno preso, hanno detto beh in Italia si parlano tante lingue diverse, io le prendo un po' tutte, ci faccio una grammatica, la chiamo latino, e lui colloca questa grammaticalizzazione del latino, questa creazione del latino come lingua artificiale in antichità, ma ovviamente non riesce a dettagliare meglio la cosa. Poi dice la stessa cosa del greco. Il punto dove appunto lui è un po' confuso è un po' originario, perché naturalmente da bravo cristiano lui crede che la differenza delle lingue sia dovuta alla Torre di Babele. E lui, a differenza di quello che noi sappiamo bene oggi, non crede che dalla Torre di Babele naturalmente siano uscite delle grosse famiglie linguistiche. Noi oggi ne conosciamo varie, da queste grosse famiglie linguistiche, queste lingue si siano evolute e abbiano portato in Italia al latino, o meglio nel Lazio al latino e in Grecia al greco. Lui crede che abbiano portato in realtà a tutti i volgari italiani e che appunto il latino sia una creazione artificiale sulla base di questi volgari italiani. Quindi non riesce a concepire che in realtà i volgari italiani siano derivati dal latino e il latino sia in qualche modo il padre di questi volgari. È una concezione un po' strana, ma comunque abbiamo visto che lui capisce tutta una serie di cose della linguistica. Ma soprattutto una cosa che capisce, che è la cosa più interessante a mio avviso, è che i volgari italiani, i 14 volgari che lui individua, sono tutti indipendenti tra loro e non sono dialetti della stessa lingua. E questo è un elemento importante, perché vedo persone molto più anziane di me, il pubblico diversamente giovani, anzi, userei meglio l'espressione. Io immagino che diverse di queste persone nella loro carriera scolastica, magari nei primi anni, sono state sgridate quando hanno usato il dialetto o espressioni dialettali dicendo parla in italiano, non usare il dialetto. L'idea che il dialetto appunto sia una deformazione dell'italiano, no? E che sia in qualche modo una variante dell'italiano, peraltro sbagliata, che va eliminata e che una volta a scuola probabilmente davano anche un po' sulle mani qualora si usasse. Ecco, la scienza linguistica sa benissimo che così non è. Diversi quelli che vengono chiamati dialetti d'Italia, ma sarebbe meglio forse dire lingue regionali, parlate locali d'Italia, derivano tutti indipendentemente dal latino. Quello che noi oggi chiamiamo italiano è quello che Dante tira fuori in quest'opera, cioè è un toscano letterario che dall'epoca di Dante inizia ad essere una lingua prestigiosa per la letteratura, che grazie alla storia politica e culturale del nostro paese è venuta a diventare lingua nazionale e dunque ad essere chiamata italiana. Come direbbe Shakespeare, una rosa con un altro nome non è neanche, cioè rimane una rosa, non è che cambia la sua natura. La lingua che io in questo momento sto parlando è una versione molto raffinata di un toscano letterario passato attraverso i secoli, attraverso i filtri della storia, ma è una lingua ben descritta, e i dialetti di questa lingua che io in questo momento sto parlando e che tutti voi parlate, accanto magari a un'altra parlata locale, i dialetti di questa lingua sarebbero i vernacoli toscani. Quindi le diverse parlate che parlano in toscano sarebbero propriamente i dialetti dell'italiano. Il veneto, il friulano, il napoletano, il siciliano non sono dialetti dell'italiano, sono lingue che indipendentemente si sono originate dal latino, e Dante questo l'aveva molto ben presente, tranne che nel punto che lui non pensava che derivassero tutto dal latino, ma pensava derivassero dalla Torre di Babele direttamente, e che il latino fosse una lingua artificiale creata mettendo insieme per avere una grammatica in Italia. Ok? Quindi lui capisce davvero molte cose che tante persone ancora oggi non capiscono, perché continuano a pensare che soprattutto lingue quali il veneto o il napoletano siano sostanzialmente delle storpiature dell'italiano. Così non è. Sono lingue indipendenti, quindi da un punto di vista scientifico una dignità pari alla lingua che chiamiamo italiano, ma che in realtà dovremmo chiamare cristiano letterario raffinato, assurdo, lingua nazionale. Quindi arriviamo a capire qual è l'obiettivo di quest'opera. Dante nelle sue peregrinazioni in giro per l'Italia, perché appunto è esile da Firenze, cerca quella che lui definisce il volgare illustre. Il volgare, cioè la lingua diversa dal latino, che parlerebbe la corte
di un eventuale re o imperatore d'Italia. Lui naturalmente sa che non c'è l'unico elemento d'Italia, però sa che in Italia si parlano tutte le lingue piuttosto simili tra loro. E dice, ma se esistesse una corte reale in Italia, che volgare dovrebbe parlare? Qual è il volgare che è più simile al latino? Qual è il volgare più adatto a tanta grandezza di una corte reale? Lui naturalmente, molto pro domo sua, arriva a scartarle tutte, vedremo come scarta il friulano tra un momento, e arriva a dire naturalmente fiorentino. Questo è palese, tutti lo sappiamo, tanto io non parlo altro che una versione molto rivoluta di fiorentino, grazie all'operazione che Dante compie qui altrove, insieme con i suoi amichetti, poi Petrarca e Boccaccio e poi tanti altri, passando per Pietro Bembo nel 1515 che scrive da veneziano la prima grammatica, 1525, la prima grammatica della lingua italiana e non della lingua veneta. Quindi lui cerca questo volgare illustre. E quali devono essere le caratteristiche di questo volgare illustre? Questo volgare deve essere, lo ripeto, in primis illustre, cioè illuminato da chi? Illuminato dal Signore, deve essere alla pari del latino, come ditta di lingua. Deve essere cardinale, cioè deve essere il primo tra gli altri volgari, che non vuol dire che nella mente di Dante deve soppiantare gli altri volgari, ma deve essere quello che in qualche modo li guida. E questo ha fatto in realtà il volgare individuato da Dante nella storia d'Italia, perché è diventata prima la lingua culturale d'Italia e poi è diventata anche la lingua politica d'Italia con l'unità molti secoli dopo. Deve essere aulico deriva da aula, e l'aula è il luogo in cui siede il re o il sacerdote, e deve essere curiale. La curia è quella che noi chiameremo la burocrazia, ok? Deve essere la lingua che usa la burocrazia di questa ipotetica corte reale d'Italia. Quindi la lingua in qualche modo dell'amministrazione. Come compie questa operazione? La compie in due momenti. Cioè, prima fa una disamina appunto linguistica, che io vi ho presentato brevemente, spiegando appunto queste differenze tra le lingue d'Europa e come il latino e il greco siano delle lingue. Poi prende anche una lingua, il romano, il milanese bergamasco, l'ancontano, il friulano e infine il sardo, e dice queste vanno scampate tutte. Sono lingue orrende, inutili, non ci si può fare niente con questo. In una seconda fase, tutto questo che è interessante la canzone siciliana, tiene le lingue che rimangono, soprattutto la lingua siciliana che lui tiene bene in alto, e adesso e le tratta un po' meglio, in realtà delle prime che è scartato, però poi naturalmente scarta anche queste e arriva al fiorentino. Quella naturalmente è il volgare. Il siciliano perché per esempio lo mette in questa seconda classe di lingue? Perché il siciliano prima del toscano ha avuto una tradizione letteraria. Sotto la corte di Federico II di Venezia, imperatore del Sacro Romano Impero, che però passò gran parte del suo regno nell'Italia meridionale ed era il cosiddetto super mundi, perché si dice che parlasse una quindicina di lingue, che dialogasse tranquillamente in arabo con i suoi arabi di Sicilia e con vari regnanti arabi, cercò anche di evitare di fare altre crociate. Aveva sviluppato appunto una tradizione letteraria molto importante che poi arrivò in Toscana, fu in qualche modo tradotta in Toscana e da quella tradizione nasce, o meglio prende grande avvio il modo in cui Dante poi si inserisce, perché il siciliano comunque ha un ruolo di rilievo nella sua maniera di vedere le cose. Ma che cosa dice del friulano Dante? Dice alcune cose davvero molto interessanti. Ne parla in un primo luogo, sì, naturalmente lui, un altro concetto molto chiaro che ha in testa è un concetto di Italia geografica. Lui individua bene qual è l'Italia geografica ed è più o meno quella che oggi è Italia politica, e dice, rispetto il friulano, dice Friuli e Istria non possono appartenere all'Italia, quindi lui geograficamente è nato in Italia, ma poi linguisticamente dice
in un passo tipo successivo. Dopo questi, cioè i dialetti che vi ho detto prima, romano, montano, lombardo, dopo questi se facciamo via apuleiesi e istriani, i quali prorompono in un rozzo cesfaste, riporta quindi anche un esempio di lingua friulana, prorompono in un rozzo cesfaste, peraltro un errore, perché il ces è palesemente un errore anche per la sua epoca, è stato dimostrato da diversi linguisti. Dante, c'è qualche linguista che dice che Dante avesse in particolare odio le sibilanti, quindi S, e infatti in tutte le testimonianze che lui riporta per ciascuno dei dialetti, perché ciascuno dei dialetti ha una piccola testimonianza testuale, lui aggiunge S, credo per dimostrare quanto suonino male. E questo è legittimo se la tua operazione è portare acqua al tunnelino. E assieme a queste buttiamo via tutte le parlate montanare e rustiche che all'orecchio dei cittadini, cioè degli abitanti di città ovviamente, stridono per la deformità dell'accento, come quello del Casentino della Fracca. Il Casentino è un luogo del sud della provincia di Arezzo che va verso il Lazio, è un toscano che inizia a diventare laziale. Quindi bollato subito come un gol proprio abbastanza inutile, con tanto di errore, aggiunta di sibilante per dimostrare quanto la musicalità di questa lingua a suo avviso fosse bassa. Ma è interessante per mettere nel contesto questa cosa, che l'ultima lingua che lui cita in questo primo gruppo da eliminare è il sardo. E i sardi li trattano per la testa. E adesso vi dico anche perché li funziona. I sardi poi, che non sono italiani, ma andranno associati agli italiani, gettiamoli via anche loro, dal momento che unici sembrano privi di un proprio volgare e imitano la grammatica, cioè il latino, come le scimmie imitano gli uomini. Dicono infatti domus nomen et dominus meus. Perché è interessante che le ultime due lingue di questo primo gruppo siano friulano e sardo? Perché sono le due lingue d'Italia che in qualche modo sono rimaste più vicine al latino. Anche oggi i linguisti mostrano che attraverso, ho sentito dei gaiotti prima che parlavano tra loro, che conservano per esempio dei gruppi consonanti quali che i friulani appunto conservano, e i sardi anche. E questo tiene questi dialetti molto, queste lingue, queste parlate locali molto vicine al latino. E Dante infatti in qualche modo le elimina. E mettendo il friulano con le lingue montanare, lui in qualche modo ci sta dicendo che elimina tutte le lingue isolate. Che cosa succede con le lingue isolate? Le lingue isolate sono un po' come gli uccellini delle Galapagos. Voi sapete che gli uccellini delle Galapagos non si sono evoluti, sono rimasti molto legati al loro progenitore, no? A differenza degli uccellini del continente sudamericano. E le lingue isolate, cioè le lingue che sono in zone isolate tra le montagne e tra le valli, sono lingue che in qualche modo appunto rimangono foneticamente molto vicine, in qualche modo sono rozze. Quindi Dante individua bene anche appunto la separatezza del sardo e del friulano. L'altro elemento molto interessante è che lui mette insieme friulano e istriano. Oggi noi sappiamo benissimo che a parte le vicende della seconda guerra mondiale, prima della seconda guerra mondiale, dove si parlasse di latine nell'Istria, si parlavano in realtà delle varianti di Veneto, soprattutto, perché il triestino alla fine è anche l'istriano, in realtà fino all'800, sia nella città di Trieste che in altre zone dell'Istria, sopravvivevano persone che avevano una parlata retoromanda. Cosa intendo con retoromando? Il retoromando è il gruppo linguistico a cui appartiene il friulano, il ladino dolomitico e il romanzo della Svizzera, che in antichità, cioè prima delle colonizzazioni inglesi, occupava tutto lo spazio di questo nord-est d'Italia, cioè dalle valli dei Dolomiti fino a e Dante questo lo registra molto bene, registra una situazione pre-colonizzazione. Il prestigio della lingua veneta dopo la conquista di questo termine nel 1420 porta dei fenomeni che noi linguisti chiamiamo di paracadismo linguistico, dove quindi i veneti installano i loro nobilotti locali nelle città più importanti, nei porti, nelle città di Rato, pensiamo a posti come Pordenone, come Udine, come Palmanova,
come Cividale, come Trieste, e le persone che abitano in queste città o nelle zone limitrofe imitano i nobili e i ricchi e quindi abbandonano le lingue originarie e diventano limitrofe. Questo fenomeno naturalmente porta all'est della nostra regione, quindi al Friuli Venezia Giulia e all'Istria, prima delle vicende della Costituzione, e laddove si parlava in lingua latina, in lingua romanza, ovviamente a parlare una variante di Veneto, e per questo che a Trieste si parla ancora oggi una variante di Veneto, che poi si è evoluta un po' per conto suo, ma è una variante di Veneto. Quindi questi due elementi Dante li ha molto ben chiari, sono davvero molto interessanti. Detto ciò, arriviamo al momento clou. Io chiamerei Carlo qui tra noi e adesso faremo un'operazione per rivoltare forse qualcuno nella tomba, dato che siamo dei rozzi i quali prorompono in un rozzo cestasto. Oggi proromperemo in un rozzo cestasto traducendo le parole di Dante in Gianotto, e io farei un applauso. Dopo comunque andrà, e naturalmente noi andremo a leggere un passo che tutti conoscono dal primo canto, leggeremo dalla Scelta Oscura, eventualmente commenteremo anche qualche scelta del traduttore, che qui ieri ho fatto i complimenti perché ritengo la traduzione molto utile ai miei figli, e prima di arrivare naturalmente a leggere un attimo questa traduzione, giusto due parole sulle traduzioni in lingua friulana di Dante. Naturalmente sono moltissime. Quelle diciamo di riferimento oggi sono quelle di Giuntini e di Flos. In quest'anno dantesco naturalmente ci sono state tante letture, penso al 100 voci per Dante di Casarsa, ma anche Giovanni da Udine ha fatto delle letture di tutto il testo della commedia in friulano. Naturalmente ci sono tante traduzioni in varianti locali, chissà che questa non diventi un'altra traduzione in variante locale. Il Giaiotto ha delle particolarità linguistiche abbastanza importanti all'interno del mondo della lingua friulana. La lingua friulana naturalmente ha tante varianti locali, tanti dialetti, e il Giaiotto è un dialetto piuttosto conservativo. Il friulano di solito viene diviso in 4-5 dialetti e viene suddiviso in realtà per come vengono trattati i femminili, i singolari e i plurali, e intanto il Sapegna va a pezzi. Poverino. Naturalmente il Giaiotto appartiene alla variante occidentale del friulano, che ha il femminile singolare in A e il femminile plurale in Giaiotto. È molto interessante perché è in S, e noi vedremo alcune testimonianze di questo Giaiotto in S, mentre il resto dei plurali nel friulano occidentale sono o in Is, come nel Limese, oppure in E, come nel Veneto o in Veneto, oppure penso alla Cantarutti, penso alla Categoria Callarsa, in Is ma con la S caduta, quindi viene lasciato un apostrofo nella scrittura. Il Giaiotto è molto interessante perché testimonia una cosa che è stata rilevata da Francescato in una pubblicazione del 1975 ancora la filologica friulana, e cioè che le parlate friulane occidentali in plurale femminile e in E non hanno il plurale femminile in E a limitazione del Veneto, ma hanno il plurale femminile in E perché in realtà è caduta la S. Il Giaiotto è l'unico dialetto del friulano occidentale ad aver conservato l'originale plurale femminile in S, cioè senza la S caduta. Per cui adesso andiamo a leggere un po' di Dante, sentiremo bene i plurali femminili in S del nostro buon Carlo. Io leggerò brevissimamente in italiano, mi vergogno quasi, ma, perché penso che la maggior parte di voi conoscano come funziona, come parte il primo canto. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Le pagine volano e la diritta via era smarrita. A metà della mia vita, in questa città, sta in mezzo al bosco,
paziente delle due strade, e contare c'è che veduto, alle sicuro, che dorma a pensare a me torna la paura. Ok. Naturalmente lui è andato oltre a quanto dire quale era la cosa dura, la selva selvaggia è forte che il pensiero rinnova la paura. Vediamo anche un altro elemento tipico, non del gaiotto ma in realtà di tutte le parlate che vanno fino all'utenza, e cioè l'uso della TH, del fricativo orientale, e mi pare che ogni tanto possa essere anche il plurale. Ma qua ce l'hai nel niet, e questa è una particolarità, gli altri plurali non ce l'hanno questa particolarità, e questo è in realtà un venetismo, cioè questo è un'influenza del veneto trevigiano che contiene questi suoni, ed è un elemento peculiare che dimostra come questa nostra parte della regione sia comunque un luogo di passaggio tra la lingua veneta e la lingua trevigiana. Il venetismo è molto chiaro. Andiamo pure avanti. Allora, del tante amara che poco è morto, ma per trattare il bene che io vi trovai, dirò delle altre cose più lo scorto. Sai pure. Era scolato su in basso, che non rive neanche a pensare se molte deve fatta piano, ma arriva a parte i suoi, la che veniva a stradale, che mi aveva fatto 70 ora, a guardare in su, e ebbe lui una sfera di luce, cauda gli uomini a una piaga. Allora, a calmare un po' di paura, che mi aveva vinto tutte le varie. Ok. È andato un po' avanti, tant'era fin di sonno a quel punto che la verace vi abbandonai, ma poi ti fui al piede un collo giunto, da dove terminava quella valle di mavea di paura al corpo in punto, guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già dai raggi del pianeta, che mena dritto altrove per ogni calle. E come quel che si salva dal mare imborrasso, e si vuota a guardare il pericolo osservato, e se volta a guardare il trono, da di là che nessuno aveva mai uniforme. Ok. E come quei che con lena affannata, uscito fuori dal pelago, alla riva, si volge all'acqua tagliosa e guata, così l'animo mio che ancora fuggiva, si volse a retro a rimirare le passe, che non lasciò giammai persona viva. Naturalmente qui c'è una grossissima allegoria, naturalmente il bosco è il peccato, lo sappiamo molto bene, e sappiamo che che lui riesce a uscire dal bosco del peccato e inizia a salire per un colle che adesso vedremo, ma uscito da questo bosco lui dice è come uscire, è come quando un naufrago riesce a sopravvivere, arriva alla spiaggia, si guarda indietro e si chiede come cavolo abbia fatto a sopravvivere a questa cosa, naturalmente la profondità del bosco e del peccato, e dice che appunto lo passo che non lasciò giammai persona viva. Uscendo dall'allegoria, naturalmente lui ha stupito che sia riuscito effettivamente a entrare nell'inferno, che lui stia passando il bosco dal quale normalmente passano le persone morte e non le persone vive. Andiamo pure avanti, leggo prima in italiano. Poi che posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta, sì che il piede fermo sempre era il più basso, qui inizia a salire naturalmente sul colle dopo essersi riposato un po' col corpo lasso, perché il corpo era lasso per stanco, e inizia a salire su questo colle, ed è interessantissimo quell'immagine, perché dice sì che il piede fermo sempre era il più basso. Quando si sale sul colle naturalmente il piede fermo è quello che si tiene più in basso, ma attenzione, in allegoria qui naturalmente si sta dicendo che uscire dal peccato è qualcosa di molto difficile, e in qualche modo si tiene sempre un piede indietro quando si sta uscendo dal peccato, non si hanno mai entrambi i piedi sullo stesso piano, ovviamente, perché c'è sempre quasi la tentazione di tornare indietro grazie al piede fermo, che è fermo nel peccato il piede col quale si sale sul colle della virtù, ovviamente. Leggi pure. Hai pensato un po' e poi il piede fermo e scominciava a muovere su per scappare, ma subito è saltata fuori la bestiata, un pel giù da tacce, che non voleva lasciarmi passare. Erano a metà della mattina, le sorelle alle rari, e pensai al Signore, che lo tira vivo le brillante stelle, e l'aria dolce della piazza, e mi ha fatto sperare, deriva a stampare che bestiata. Ok, perfetto. E qui naturalmente compare
la fiera, la prima fiera, la Lonza, ed ecco, quasi al cominciare dell'erba naturalmente si intende il colle, una lonza leggera e presta molto, che di pelle maculato era coperta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, chi fui per ritornare più volte volto. E naturalmente qui alla prima difficoltà la lonza lui vuole tornare nel peccato, ovvio, come dire, quasi la voglia di tornare nel bosco. Tempera del principio del mattino e il sole montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. E naturalmente qui c'è una lunga circonlocuzione per parlare del momento dell'anno, e la scelta linguistica è molto bella, perché tu hai tradotto con Vierta, ne abbiamo parlato ieri al telefono, è la parola più antica per dire la primavera, ed è una parola che in realtà si usa anche in italiano standard di arte, e può indicare appunto la primavera, e si usava anche per definire l'incontro che gli stati, cioè i ciechi del patriarcato facevano all'inizio primavera per decidere come sarebbero andate le guerre, e che tipo di guerra avrebbero mosso, ed è appunto la più antica parola per primavera, ed è interessante perché è legata naturalmente alla parola per aprire, gli archi in friulano standard, e quindi la primavera è l'apertura, ed è una scelta molto interessante per produrre questi 4 versi nei quali Dante ci sta sostanzialmente dicendo che erano in primavera, mentre che tempera dal principio del mattino e il sole montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Dante dice, richiama la Bibbia, in particolare l'esegesi biblica, in cui si pensa che Dio iniziò a creare il mondo in primavera. Andiamo pure avanti. Sì, che ben sperare nella cagione di quella che era alla gaetta pelle, che venendomi incontro a poco mi ripigneva laddove il sol tace, mentre che io ruminava in basso loco, lui sta qui dicendo salire il colle, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fiocco, e noi vediamo. Ma subito le salta fuori un leone, lende fame, e mi veniva contro, cucciai, rimava ancelare, e un po' una lupa, magra e plena delle gole scubrute, che de sicuro aveva rovinato tanta lente. A mia fatto ribaltare il stomaco, e hai perduto la speranza che poter ribaltare. Il minimo ne contra rugnava, e patronava mandava a basta. Rente dal bosco, là che non arrivava più sole, era quasi rassegnato, quanto il Gesù muose per bosco. Perfetto. Questa era la maniera principale di fare un dispetto Dante. Abbiamo pensato di produrre un po' naturalmente Dante incontra questi prefieri, lo sappiamo bene, sono le tentazioni che cercano di farlo ricadere nel bosco del peccato. Poi naturalmente lui si guarda in alto, vede Virgilio che lo menerà attraverso tutti i regni dell'aldilà, portandolo, si spera, verso la virtù, anche se forse alla virtù non c'è giunto. Benissimo, grazie mille a tutte e a tutti. Se ci sono domande dopo il pacchetto pubblicitario, dopo il pacchetto musicale, niente, speriamo che ce ne sia.
la penna, Uno cortesan, ya incolla vuestra entrada, ya incolla vuestra entrada, sus virtudes vuestra madre. Direi che va tutto il programma in casa Renzo e ci spiegherà come avverrà la parte più interessante della giornata, sicuramente più di quella di ascoltare uno che parla, che è mangiare qualcosa. A parte i complimenti a Joshua, che ringrazio, alle volte che sono aiutati a Carlo Zaletto con il prodotto. E niente, adesso la giornata continua, lo sapete che ho comunicato giù con il pranzo, tutti i prodotti della Montana, di Zaniago, dopo ve li spiego dopo, c'è anche un po' di frito, in onore delle friulane, c'è la nostra polenta, i formaggi, e il salato al cavo, dice che non so. E per cui, se non avete domande per Joshua, ma le bogge le sentite anche dopo durante il pranzo. Ed eventualmente Joshua, se vi viene in mente qualcosa Sono a pranzo con voi. Con il dolce, Joshua lì. Forse ve lo rovina. Grazie ancora.